Allora, mentre eravamo in pubblicità, noi stavamo chiacchierando, puntando l'attenzione su una piazza centralissima di Jesolo. Lei l'ha accennato prima, anche Piazza Mazzini, che magari moltissimi conoscono perché a Jesolo ci sono stati. Qual è la dinamica di questa realtà? Vediamo come si interseca anche con i locali di intrattenimento. Sì, ci allacciavamo appunto al discorso della libertà di iniziativa economica e quindi la possibilità di lasciare libero sfogo alla concorrenza, quindi lasciare all'impresa la possibilità di crescere e di investire sempre nel rispetto delle regole, e questo è un problema che stiamo vivendo in maniera molto seria a Jesolo, in Piazza Mazzini in particolare. Jesolo ha questa conformazione tipica, distesa lungo il litorale adriatico, 15 km di spiaggia. Al centro di questa lunga strada, a pochi metri dal mare, c'è questa piazza centrale caratterizzata dalla presenza di numerosi pubblici esercizi, tra l'altro di quelli che vanno di moda adesso, no? Questi pubblici esercizi aperti, dove non c'è una separazione netta tra la strada e il locale, dove chi è dentro può anche uscire, può consumare liberamente. Tra l'altro la strada alla sera, dalle 8 di sera, è chiusa al traffico, abbiamo l'isola pedonale che arriva fino al mattino, non ci sono veicoli, quindi è molto fruibile tutto il centro, e questi locali, essendo disposti un po' su tutta la piazza, consentono un passaggio di giovani con migliaia di persone che arrivano durante i weekend, migliaia di ragazzi. Che si intrattengono fino a che ora? Allora, l'attività tipica può andare avanti fino alle 2, alle 3 del mattino. Ci sono delle punte durante magari il Ferragosto che si può sforare, però le attività commerciali, diciamo così, alle 3 chiudono i battenti. Chi si lamenta? Immagino i residenti. Residenti non ce ne sono tantissimi in quella zona del Lido, si lamentano altre categorie imprenditoriali che hanno una visione del turismo legittima, per carità, ma un po' diversa. Per esempio, chi mira a un turismo più di relax, più tranquillo, vede di malocchio, diciamo così, la movida, la festa notturna, perché crea disturbo, perché può disturbare anche a livello di emissioni sonore, eccetera. Quindi magari si crea questa contrapposizione che noi non vogliamo, perché non ci deve essere contrapposizione tra l'albergatore e l'esercente, perché lavoriamo tutti per questa località turistica. Jesolo è grande, c'è spazio per tutti, tutti devono rispettare le leggi. Io mi concentro di più sui pubblici esercizi, perché sono proprio questi oggi al centro, diciamo così, di questa polemica, accusati di alimentare questa festa notturna, perché per questi 7-8 weekend tra luglio e agosto è effettivamente intensa. Io le chiedo solo questa cosa qua, però un turista che va in un albergo di un certo tipo, poi magari non sono alberghi a 2 stelle, sono anche alberghi, belli alberghi, esatto, per carità. Non è certo quello che poi fa la movida, perché movida sappiamo che sono persone che vengono, tornano a casa, anzi che poi rischiano anche la pellaccia sulle strade, eccetera. Si immagina che all'1 va a dormire, certi a mezzanotte, poi se sono stranieri hanno anche degli orari di un certo tipo, per alzarsi alle 9, andare in spiaggia, godere del mare, hanno tutte abitudini di un certo genere. Allora, se vogliamo avere quei turisti che sono quelli con potere di acquisto, che consumano di più, dobbiamo anche mantenere un certo tipo di clima. Allora si crea una contrapposizione tra chi ha gli alberghi a tot stelle che può ospitare questi turisti e la movida sottostante che non va in albergo, oppure magari in alberghi a 2 stelle, 1 stella o in campeggio. Adesso non lo so, mi ricordo quando ero io giovane era così più o meno, e non ci si poteva assolutamente permettere determinate strutture, o si abitava in zone, insomma si andava addirittura a fare chilometri la sera. Sicuramente... quindi spieghiamo un attimo anche questo, perché tanti magari hanno famiglie, vanno a Jesolo e sono infastiditi da questo rumore. Sono sicuramente due tipi di turismo diverso. E come si potrebbe ovviare? Intanto Jesolo è grande, per cui ci sono delle zone più vocate al riposo e al relax, la Pineta per esempio, e delle zone più animate. La Piazza Mazzini, la via centrale del Lido, è più animata. Dobbiamo contemperare entrambe le esigenze. Non è possibile schiacciarne una e privilegiare l'altra, ma è possibile, secondo noi, vivere e coabitare nel rispetto reciproco. Ora, se per qualche weekend tra luglio e agosto questa festa di piazza diventa importante, perché i turisti sono migliaia, e dovrà fare qualche sacrificio chi ha lavorato
con maggiore tranquillità per tutto il resto della stagione, per agevolare anche queste altre attività che richiamano comunque un turismo. Cioè la città non vive di un tipo di turismo, vive di molti turismi e quindi dobbiamo richiamare più turisti possibili, sempre nel rispetto delle esigenze di tutti. Le attività di Piazza Mazzini si sono per esempio autotassate per pagare la vigilanza privata, che da una certa ora in avanti, quando sappiamo che le forze dell'ordine sono molto poche, vigilano i locali e passano anche attraverso la piazza. Vedere delle persone in divisa che circolano per la piazza è comunque un grande aiuto per problemi di ordine pubblico. Questo è pagato dai pubblici esercizi che hanno investito negli anni migliaia e migliaia di euro nell'insonorizzazione. Certo. Quindi dice lo stesso dovrebbero fare anche magari gli alberghi, investire in insonorizzazione. Ognuno deve fare la sua parte proprio per non pestarci i piedi a vicenda. È possibile avere un turismo che salvaguardi entrambe le categorie. Non ci deve essere. C'è sempre questa contrapposizione un po' ovunque comunque. Qual è l'ostacolo che voi incontrate, al di là del caso di Piazza Mazzini, della situazione, ma diciamo che la zona di Jesolo, la zona costiera del Veneziano, è sempre stata famosa per i locali da ballo, no? C'è stato un crollo un po' in tutti i territori, perché lo si riscontra dalla provincia di Padova, quella di Treviso, in altre parti d'Italia. Ne avete risentito anche voi come categoria? Certo, ne abbiamo risentito, ma... Legato a quale fattore principalmente? Cioè a vostro, che non vi siete innovati seguendo quelle che sono le tendenze, le mode? Molti locali non si sono rinnovati, non hanno saputo adeguarsi ai tempi e pertanto sono venuti fuori questi disco bar, questi locali, e altri invece hanno resistito. Ma soprattutto il nostro problema è l'abusivismo creato dai circoli privati che si travestono da circoli privati, ma realmente sono delle discoteche. Sempre stato così comunque, questi benedetti circoli che pagavi l'iscrizione al circolo, entravi gratuitamente e poi facevi la consumazione a pagamento, no? Sì, però... E quindi per i giovani erano sempre stato l'oro, no? Capisco, però questo non è giusto, per il semplice motivo che... Anche norme di sicurezza. C'è la sicurezza che manca, pagano la SIAE molto meno di un locale normale, non hanno tasse da pagare. Ah, non hanno le tasse? No, assolutamente. E oltretutto non c'è appunto la sicurezza, perché un ragazzo che va dentro in un locale del genere non ha la stessa sicurezza che ha quando viene su una discoteca delle nostre. E pertanto tutto questo ha fatto sì che noi abbiamo dovuto pagare questo scotto. E lo stiamo pagando ancora. Noi stiamo cercando di contrastare questo abusivismo. Come state cercando di agire? Se può dirmelo lei o il Presidente, non so. Ma noi lo stiamo facendo tramite, in questo caso come SILB, abbiamo degli organi preposti che controllano, i presidenti danno, appunto, chiamano chi è proposto a questa cosa, informano. E poi ci sono chiamiamo le autorità che vanno a controllare questi locali, a vigilare e controllare. Sì, prego. Se posso, allora, diciamo che il cambiamento di abitudini dei giovani che una volta andavano nelle discoteche e che adesso non vanno più perché la moda è cambiata. Infatti anche l'ultimo congresso della SILB che si è svolto a Miami e terminato l'altro giorno ha proprio certificato che a livello mondiale il classico dancing, balera o discoteca... a livello mondiale. Cioè, i giovani sono... globalizzati. Con internet eccetera sono globalizzati. I locali si sono adeguati a questa nuova tendenza. Chi non si è adeguato a questa nuova tendenza sono... ancora una volta, ad esempio, la SIAE. La SIAE è rimasta ai tempi delle balere, delle sale da ballo, tu hai solo di pagare, o entri con un biglietto, quindi paghi il biglietto SIAE, oppure entri e paghi una percentuale sulle consumazioni, sui ricavi. Cosa che era fattibile fino a 10 anni fa. Perché? Perché i prezzi che applicavano le balere erano dei prezzi
che comprendevano anche i diritti SIAE, le tasse, eccetera. Adesso quando uno va a bere uno spritz in un bar e che trova la musica, paga lo spritz non col prezzo da balera, ma lo paga col prezzo da bar, magari maggiorato di quei 50 centesimi o di quell'euro in più per pagare il disc jockey, eccetera, e poi magari balla, eccetera. Indubbiamente i controlli SIAE vanno a cozzare contro questa realtà, perché se applicano le tariffe che applicavano 10 anni fa, l'esercente deve chiudere, perché non ha le risorse economiche, ma d'altronde neanche il consumatore spende più le 30.000 lire che spendeva o le 15 di ingresso con la bibita, cioè adesso stiamo parlando di consumazioni di 3 euro, 5 euro. Allora, evidentemente uno deve in qualche maniera lavorare e il fenomeno dell'abusivismo, quindi dei circoli privati, si è acuito ancora di più, perché se no diversamente o faccio l'abusivo, creo il circolo privato, trasformo la mia balera, il mio dancing in un circolo privato, così ho risolto tutti i problemi, e dall'altra parte quelli più bravi o che hanno capacità economiche da poter resistere soffrono ancora di più. Quindi ci vorrebbe anche l'intelligenza da parte dell'ente pubblico preposto a capire che i tempi sono cambiati e trovare una tassazione diversa che favorisca non l'abusivismo, ma favorisca la legalità. Assolutamente, quindi c'è un lavoro... È un lavoro importante da fare, è un lavoro, stiamo parlando sempre di un lavoro di educazione da parte imprenditoriale che deve adeguarsi ai tempi per seguire i consumatori, ma educazione anche da parte dell'amministrazione, in questo caso la SIAE, che deve essere più elastica e deve trovare delle forme di compenso più attuali rispetto ai consumi che fanno i giovani. Anche questo è... Siamo arrivati al termine, deve fare una battuta in chiusura? No, io dico solo una cosa, che i circoli privati fanno 1 milione di euro all'anno, mentre le discoteche ne fanno 850 milioni. Una bella concorrenza. Esatto, è una bella concorrenza, ma soprattutto sleale, lo voglio ribadire che è sleale, perché non corriamo tutti e due con la stessa macchina. Noi stiamo correndo i 500, loro corrono i Ferrari, però loro non pagano nessuna tassa e noi invece continuiamo a pagarle. Assolutamente. E siamo non solo, ma siamo continuamente controllati dalle autorità preposte. Come si diceva prima. Mentre loro non lo sono affatto. Doveva dire qualcosa, la portavi una parola? Venite a Jesolo lo stesso, in Piazza Mazzini si sta bene, ci sono posti dove si può riposare, ci sono posti dove ci si può divertire. Ma certo, il titolo deve essere comunque concorrenza sleale a questo punto. Grazie a voi Presidenti, grazie a voi di averci seguito. Grazie a lei. Grazie a Confcommercio Unione Venezia, noi ci vediamo presto, naturalmente domani. Grazie. Grazie a lei.